La regione accelera sui vaccini, la Calabria non occupa più l'ultimo posto, intanto da oggi si possono prenotare i cinquantenni, a settembre l'immunità di gregge. Negozi e bar aperti, da oggi si avvia la ripartenza, tanta gente in strada, tutti indossano la mascherina. Calano i contagi in Calabria come accade ad ogni inizio di settimana, ma il numero dei decessi è sempre purtroppo alto, se ne registrano 9. Sono 15 le località turistiche calabresi per il 2021, ci sono conferme e nuovi ingressi come quelli dei comuni di Diamante e Santa Maria del Cedro. Il liceo Fermi di Cosenza sarà realizzato interamente in legno e potrà ospitare 900 studenti nelle 35 aule previste. Il presidente Iacucci sarà consegnata alla fine del 2023. Per 10 anni ha percepito indebitamente la pensione di invalidità civile per un ammontare di 160.000 euro. L'uomo è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Crotone. Scritta la parola fine sul campionato di Serie B per il Cosenza, i silani sconfitti a Pordenone retrocedono senza l'onore delle armi, amaro epilogo di un campionato da horror. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro TG, in primo piano i vaccini. La buona notizia è che la Calabria non è più fanalino di coda, quindi si accelera sulla somministrazione del siero. È da oggi aperta la piattaforma per i cinquantenni, per le prenotazioni degli over 50. Obiettivo: raggiungere l'immunità di gregge a settembre. Vediamo. La Calabria ha accelerato. L'ultima media nei 7 giorni di dosi somministrate quotidianamente nella nostra regione è di 14.895. Di queste, solo 136 sono monodose. A questo ritmo ci vorrebbero 4 mesi e 13 giorni per coprire il 70% della popolazione. L'obiettivo sarebbe raggiunto il giorno 20 settembre 2021. Solo qualche settimana fa, per la Calabria, era previsto il raggiungimento dello stesso traguardo a metà ottobre, segno che il ritmo delle vaccinazioni impresso nell'ultimo periodo è servito a ridurre i tempi necessari per immunizzare gran parte della popolazione. Per il momento non sembrano esserci problemi di disponibilità di sieri Pfizer che si sono verificati in altre regioni. Nei frigoriferi calabresi ce ne sono circa 50.000 dosi e ogni settimana ne arrivano 60-70.000, ma la situazione potrebbe cambiare con l'apertura della piattaforma agli over 50 avvenuta oggi alle 12. Quasi 300.000 persone da vaccinare che potrebbero ingolfare il sistema delle prenotazioni, anche se 60.000 di queste persone hanno già ricevuto una dose perché appartenenti alle categorie con priorità. Sempre che non si vogliano utilizzare, oltre al ricercatissimo Pfizer, i vaccini al momento più disponibili, come l'AstraZeneca, 75.000 dosi in frigorifero, ma destinato ad essere accantonato dall'Unione Europea per motivi contrattuali, e il Johnson, inspiegabilmente fermo al palo, con 1.000 dosi inoculate in Calabria su 10.500 fornite, soltanto il 10% contro il 50% del dato nazionale. Evidentemente si sta ancora valutando a quali fasce di età riservare il farmaco monodose, che sembrava destinato a diventare uno dei cardini della campagna vaccinale attraverso la somministrazione nelle farmacie. Siamo consapevoli che l'unico rimedio per uscire presto da questa crisi sanitaria ed economica dovuta alla pandemia è la vaccinazione di tutta la popolazione. Come Coldiretti, in qualità di rappresentanza datoriale, abbiamo firmato un protocollo con la Regione Calabria per effettuare vaccinazione ai nostri associati e ai dipendenti delle loro aziende. Questo per dare una mano e arrivare prima possibile alla cosiddetta immunità di gregge. Abbiamo fatto un accordo con Croce Rossa Italiana per avere la disponibilità di personale medico ed infermieristico affinché tutto si svolga nella massima sicurezza sanitaria. Abbiamo avuto già un parere verbale di idoneità dei locali che potremmo mettere a disposizione in tutte le province della Regione Calabria, soprattutto a Cosenza, a Catanzaro e a Reggio. Attendiamo semplicemente il via libera da parte delle ASP di competenza territoriale per la fornitura dei vaccini e indicazione delle modalità operative, con l'ausilio del personale necessario per la registrazione e l'inserimento dei dati sulla piattaforma. Questo sicuramente riuscirà a dare una grossa mano, una grossa spinta affinché prima possibile si possa arrivare ad una percentuale di vaccinazione tale da poter decretare l'abolizione di tutti questi maledetti, benedetti colori che ormai stanno attanagliando e stanno mettendo in croce le nostre aziende.
E a proposito di percentuali per i vaccinati, assumendo che si riuscirà a mantenere la velocità di 500.000 vaccinati al giorno, si dovrebbe arrivare a 30 milioni di dosi inoculate tra il 18 e il 22 giugno. Lo dice all'ANSA Giovanni Corrao, che è professore di statistica medica all'Università Milano Bicocca, riprendendo le parole del vice ministro alla salute Pierpaolo Sileri, secondo il quale si potrà smettere di tenere la mascherina all'aperto quando saranno raggiunti i 30 milioni di persone, quindi la metà della popolazione target, con almeno una dose di vaccino. Da oggi, lo sappiamo, la Calabria è zona gialla, si ritorna a vivere in libertà, sono state allentate le misure. Noi stamattina abbiamo fatto un giro a Cosenza, vediamo. Oggi la Calabria si sveglia in zona gialla dopo settimane di dure e necessarie restrizioni. Complice il sole splendente che fa già sognare la stagione estiva, la maggior parte dei calabresi non si fa scappare l'occasione tanto desiderata di un caffè in compagnia, un buon pranzo seduti comodamente al tavolo, per la gioia dei ristoratori e dei commercianti. Per fortuna siamo pronti a riaprire dopo un bel po' di tempo. Avete ricevuto prenotazioni? Che cosa vi aspettate? Sì, abbiamo già ricevuto le prime prenotazioni e ci aspettiamo di lavorare perché adesso la gente è un po' che non va a mangiare con calma in un ristorante, quindi ci aspettiamo di lavorare. L'apertura deve essere, a parte vuole mentale delle persone, perché qua stando attenti, igienizzando come abbiamo sempre fatto, non c'è il Covid solo qua, quindi nei bar si può stare. Benvenuta libertà. Però dobbiamo stare sempre attenti. Spero che si ritorna presto alla normalità con le dovute attenzioni, spero che ci vaccinano presto. È una nuova normalità, ci dobbiamo abituare, dobbiamo stare tranquilli e sereni. La sensazione è sicuramente positiva perché finalmente possiamo accogliere i clienti fuori ai tavolini e fare il nostro lavoro. Che cosa si prova a stare seduto a un tavolino di un bar e rileggere un buon giornale? La sensazione e di libertà. Un anno senz'altro difficile per le tante attività di ristorazione e bar. Oggi l'affluenza di gente per strada non manca, tutti provvisti di mascherina, ma il timore di alcuni commercianti per un possibile retrofront del governo è viva più che mai. Ci voleva aiutare, doveva farci le spese vive, che sono la luce e l'affitto, e là ti aiutava. No, che mi hai fatto fare 25.000 euro di debiti per pagare la prima tranche dell'affitto e della luce. Ci sarà una prossima chiusura, sicuro. Per altri del settore invece l'ottimismo non manca, ingegnandosi ad accogliere e coccolare di nuovo e finalmente i clienti. Oggi abbiamo deciso di non prendere prenotazioni perché abbiamo lanciato una promozione per i nostri clienti, la margherita e la birra piccola la offriremo. Ma attenzione, il governo precisa non è un liberi tutti, dovremo continuare a mantenere tutte le cautele evitando gli assembramenti che in ogni caso restano vietati, igienizzando le mani, usando le mascherine e mantenendo la distanza in ogni luogo, aperto o chiuso che sia. Diversamente ci sarebbe un brusco risveglio con l'inevitabile ritorno alle restrizioni perché la circolazione del virus resta alta e la pressione sulle strutture sanitarie calabresi è ancora pesante. I vari ristori hanno compensato solo in parte le perdite economiche delle nostre imprese, dei nostri ristoratori, di una serie di settori, dal turismo ai bus turistici, alle famiglie, quindi il problema esiste. Noi in questo momento dobbiamo fare in modo che chi è stato duramente colpito non venga lasciato ai margini con conseguenze ovviamente irreversibili. Ci sono segnali positivi, guardiamo al futuro con ottimismo, c'è un'accelerazione sulle vaccinazioni e questo lascia ben sperare. C'è un problema ovviamente di tenuta sociale, di diseguaglianza crescente, serve un'azione decisiva, che sarà senza la quale sarà parecchio dura. L'inerzia in questo particolare momento storico è la vera nemica. Noi dobbiamo lavorare sin subito nella nostra regione ad un radicale cambiamento di una serie di procedure. Dobbiamo lavorare per una classe dirigente adeguata all'altezza del compito, una dirigenza che non sia fondata sulla
precarietà ma sulle competenze. Dobbiamo lavorare da subito al diritto alla salute in un territorio che in questa fase, in particolare fase, ha dimostrato una serie di criticità. Dobbiamo lavorare ad un piano di innovazione vera, concreta, ad un piano di formazione delle nuove competenze che dia la possibilità di formare i giovani in una formazione diretta per consentire a tantissimi disoccupati di entrare nel mondo del lavoro. Dobbiamo lavorare in una regione per il dissesto, un piano di dissesto idrogeologico, della depurazione. Non possiamo tenere, se vogliamo attirare turisti nel nostro territorio, non possiamo, nonostante le 15 bandiere blu che lasciano ben sperare, in Calabria ci sono interi tratti che devono essere consegnati ai calabresi, ai turisti. Dobbiamo lavorare per un marketing territoriale, cioè formare degli acceleratori in grado di attirare turisti ed operatori su questo territorio. Sul fronte dei contagi, invece, come ogni lunedì abbiamo pochi tamponi. I nuovi contagi sono in tutta la regione 168, 9 le vittime. Vediamo. Nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati effettuati 1627 tamponi, i nuovi positivi sono 168, in particolare Cosenza 42, Catanzaro 7, Crotone 5, Vibo Valentia 4, Reggio Calabria 110. I ricoveri nei reparti della regione sono 407, terapie intensive 31, 9 i decessi. Intanto però la Calabria guarda all'estate, guarda al possibile arrivo di tanti turisti. Sappiamo che il turismo è per questa regione traino dell'economia. La buona notizia di oggi è che sono 15 le località calabresi che hanno conquistato la bandiera blu. Ci sono anche 2 new entry, sono Diamante e Santa Maria del Cedro. Vediamo. Sono 15 quest'anno in Calabria le località che hanno ottenuto la bandiera blu. Ai comuni rivieraschi con le acque più pulite e il maggior rispetto dell'ambiente che hanno ottenuto il vessillo della FE nel 2020, quest'anno si aggiungono Diamante e Santa Maria del Cedro, mentre Rocca Imperiale perde la bandiera. Il riconoscimento, lo ricordiamo, viene assegnato non solo per il mare limpido e cristallino, mare che deve risultare eccellente negli ultimi 4 anni, ma anche in base all'efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, raccolta differenziata, vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi. In provincia di Cosenza i comuni che hanno ottenuto la bandiera blu sono 8: Tortora, Praia Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Roseto Capospulico, Trebisaccia e Villa Piana. 2 sono in provincia di Crotone, ossia Ciron Marina e Melissa, e 2 in provincia di Catanzaro, Sellia Marina e Soverato. Una località in provincia di Vibo Valentia, Tropea, e 2 in provincia di Reggio Calabria, ossia Rocella Ionica e Siderno. Come dicevamo, sono 2 le new entry, Diamante e Santa Maria del Cedro. La Riviera dei Cedri dunque diventa sempre più Riviera Blu. Felici, contenti del riconoscimento della bandiera blu 2021 per Santa Maria del Cedro. Un lavoro intenso che parte dal 1995 con le varie amministrazioni che si sono succedute nel tempo e che hanno fatto di Santa Maria del Cedro una realtà ormai invidiata da tutti, non solo in Calabria ma nell'intero Mezzogiorno. Cambiamo argomento. Il liceo Fermi di Cosenza sarà realizzato interamente in legno, potrà ospitare 900 studenti nelle 35 aule previste. Il presidente della provincia di Cosenza, Iacucci, dice sarà consegnato nel 2023. Vediamo. 35 aule e 8 laboratori didattici pronti ad accogliere 900 studenti. Questo che vi mostriamo sarà il nuovo liceo scientifico Fermi di Cosenza. Il progetto è stato presentato oggi all'interno del Salone degli Specchi della provincia. Il cronoprogramma prevede l'abbattimento della vecchia struttura e la consegna alla fine del 2023.
Il costo totale dell'opera è di 8.420.000 euro, finanziati per quasi tutta la totalità da fondi MIUR. Siamo partiti nel 2017, quando abbiamo deciso, viste le prove di vulnerabilità che ci dicevano che l'istituto Fermi era pericoloso per l'incolumità dei ragazzi e degli studenti. Abbiamo sgombrato, abbiamo chiesto i finanziamenti, siamo riusciti ad averli, abbiamo fatto la gara per la progettazione, abbiamo affidato la gara e oggi presentiamo il progetto. Questa è la prima ipotesi di un progetto che è demolizione e ricostruzione, quindi sarà un edificio nuovo con le caratteristiche moderne nello stesso sito, e lì diamo una risposta. Io non voglio fare polemiche, ma io mi ricordo che nel 2017 eravamo accusati, io ero accusato del fatto che insieme al sindaco Ciuto lì volevo fare una speculazione edilizia e costruire un palazzo. Noi invece ricostruiamo l'edificio Fermi, lo diamo ai ragazzi, è un edificio moderno, quasi tutto in legno, 4 piani, e quindi che resiste bene alle sollecitazioni anche di eventi sismici, con una sostenibilità ambientale importante, con un risparmio energetico importante, e quindi ecco, noi siamo soddisfatti. Entro 500 giorni. Alla presentazione di oggi il ricordo del presidente Iacucci di un funzionario della provincia, Fiorino Sposato, scomparso prematuramente. Un funzionario, un architetto del settore dell'edilizia scolastica che purtroppo il Covid con una velocità terribile l'ha portato via. Era l'architetto Fiorino, lui si è impegnato molto in tutto il settore, negli interventi dell'edilizia scolastica, anche in questo caso. Insomma, noi vogliamo essere vicini, ricordarlo ed essere vicini alla famiglia, alla moglie, alla mamma, ai figlioli e ai fratelli. Fissato per febbraio 2022, siamo alla cronaca, l'avvio del processo a carico di 17 persone accusate di aver maltrattato gli anziani pazienti della clinica San Francesco Hospital di Settignano. Vediamo. Vi ricordate queste immagini terribili che si riferiscono all'operazione della Guardia di Finanza del 1 aprile 2019? È un'indagine sui maltrattamenti agli anziani pazienti della clinica San Francesco Hospital di Settignano, che venivano presi a schiaffi dietro la nuca, derisi, atteggiamenti molesti nei loro confronti, oltre alle limitazioni della libertà di movimento verso queste persone anziane, già limitate nell'autonomia, da parte di alcuni operatori sanitari. Le indagini avevano preso il via in seguito alle denunce presentate da alcuni familiari di queste persone ricoverate nella struttura in relazione appunto a presunti maltrattamenti subiti dagli anziani, e grazie all'ausilio di intercettazioni ambientali, audio e video e con perizie tecnico-specialistiche di professionisti del settore sanitario si era giunti alle denunce. Ora è fissato per il 15 febbraio 2022 l'avvio del processo a carico delle 17 persone accusate a vario titolo di maltrattamenti, sequestro di persona in concorso, lesioni personali colpose, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Lo ha deciso il GUP del Tribunale di Catanzaro, Gabriella Logozzo, che ha rinviato a giudizio i protagonisti di questa terribile vicenda, che saranno chiamati adesso a rispondere alle proprie azioni. Un falso cieco è stato beccato dalla Guardia di Finanza di Crotone. Si tratta di un 67enne denunciato per truffa aggravata. L'uomo guidava l'auto, conduceva con assoluta normalità tutti gli atti di vita quotidiana, sequestrati beni per 160.000 euro, valore della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento. Vediamo. Guidava l'auto, ma dal 2011 percepiva la pensione di invalidità civile e relativa indennità di accompagnamento per cecità totale. Il falso invalido è stato individuato alla Guardia di Finanza di Crotone. Si tratta di un 67enne di Isola Caporizzuto che in 10 anni è riuscito ad ottenere emolumenti previdenziali per oltre 160.000 euro. I finanzieri, nell'ambito di un'attività denominata Falsi Ciechi, svolta a livello nazionale ed elaborata a livello centrale dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressioni Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza,
cittadinanza hanno acquisito la certificazione medica e la documentazione relativa al riconoscimento degli emolumenti previdenziali ottenuti per poi avviare un'attività di osservazione, controllo e pedinamento. In particolare sono stati incrociati i dati dei titolari di patenti di guida registrati alla motorizzazione civile con quelli relativi ai percettori di indennità in qualità di ciechi civili, quindi beneficiari di pensione, di invalidità e delle indennità di accompagnamento. Sono così riusciti ad individuare il falso cieco che, come si vede dalle immagini, conduceva con assoluta normalità tutti gli atti di vita quotidiana, spostandosi da un luogo all'altro utilizzando la propria autovettura. Adesso è stato denunciato con l'accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sequestrati inoltre beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie pari al valore delle somme indebitamente percepite, ossia 160.000 euro. Ora il calcio, siamo allo sport, il calcio di Serie B. Oggi si è giocata l'ultima giornata di campionato cadetto che ha decretato la retrocessione in Serie C per il Cosenza Calcio dopo 3 anni dalla promozione attraverso i play-off. Vediamo. La rete di Butic al 33esimo e l'autogol di Crecco al 49esimo nel secondo tempo condannano i lupi alla retrocessione diretta, una sconfitta, l'ennesima della stagione che ha messo a nudo tutte le velleità e le criticità della formazione allenata da mister Occhiuzzi, le carenze in organico e le difficoltà di un campionato in cui serve programmare sono i punti critici di un'annata davvero da dimenticare in fretta. La retrocessione è il finale thriller di un campionato horror su cui serve adesso ragionare e tirare le somme per evitare di commettere i medesimi errori in futuro. Resta l'amarezza per ciò che poteva essere e purtroppo non è stato. Il Cosenza saluta la cadetteria dopo 3 anni tribolati ma vissuti appieno. Adesso la sconfitta subita fa maledettamente male, ma speriamo non si tratti di un addio ma solo di un arrivederci. Non ha funzionato dopo la vittoria con l'Ascoli, non so cosa è successo. Lì la squadra nella partita ha avuto 2 infortuni importanti, però quello non ti deve far andare in confusione, quindi poi abbiamo cercato di reagire. Oggi forse in questa gara non posso rimproverare nulla perché è stata una gara della disperazione oggi, però per il resto dobbiamo rimproverarci tante cose. Non sono abituato a abbandonare la nave, anzi io ci credevo fino all'ultimo. Io oggi fino all'ultimo minuto ho sempre difeso questa maglia, ho lottato per questa maglia e quindi volevo strappare con i denti, come dicevo sempre all'ultimo respiro, questa salvezza. Non ci sono riuscito ed è il caso che più che chiedere scusa, perché mi sembra solo una presa in giro verso la mia città, la mia provincia, bisogna assumersi delle responsabilità. Sono l'allenatore e mi assumo tutte le responsabilità del caso. Il Frosinone batte la Regina per 4-0 al Granillo nel giorno dell'esordio in B dell'arbitro donna Maria Marotta, un evento storico nella storia della Serie B che la società Amaranto ha voluto ricordare omaggiando il direttore di gara al termine della partita con una maglietta con il numero 1 autografata dagli allenatori di Regina e Frosinone Marco Baroni e Fabio Grosso, un gesto che ha voluto essere anche l'augurio per una splendida carriera arbitrale. Questa volta la fortuna ha impedito al modesto Cosenza di pescare il jolly e rimanere agganciato alla categoria. È stata l'ennesima prova horror di una squadra che non è mai stata tale. A dire il vero, le avvisaglie che il disastro sportivo quest'anno si sarebbe abbattuto sui silani c'erano e molto chiare sin dall'inizio. È tempo di raccogliere ciò che si è seminato, vale a dire il nulla. La campagna acquisti si è sviluppata lungo direttrici modeste e senza la benché minima idea di ciò che occorreva alla squadra. Difesa imbarazzante, attacco inesistente, passando per il centrocampo povero e senza nervo. È triste e fa male la retrocessione e lo è ancora di più perché ampiamente annunciata. Inutile far vedere gli scampoli di questa ultima gara che rappresenta, qualora ve ne fosse ancora bisogno, la sommatoria delle impietose umiliazioni subite dal Cosenza lungo l'intero campionato.
E adesso che succede? Non spetta a noi disegnare scenari futuri, ma appare quantomeno necessario riconoscere tutti gli errori commessi, alcuni dei quali sono reiterati e privi di senso. Il Cosenza torna mestamente in Serie C, finisce dopo 3 anni tribolati e mai sereni l'esperienza tra i cadetti. Il campionato del palcoscenico televisivo che conta non appartiene più ad una città e ad una tifoseria che per passione e amore verso i propri colori merita molto di più. Si volta pagina, si apre un nuovo capitolo, ci sarà un nuovo inizio, ma resta l'incognita sull'impianto societario che in questi ultimi anni, pur se con qualche luce, ha mostrato crepe vistose e improvvisazioni preoccupanti. Aspettiamo e forse sapremo. Intanto ciò che resta è la delusione, forte e cocente, che fa male, maledettamente male. E adesso è il momento delle notizie dalla borsa, vediamo. Seduta contrastata per le principali borse europee, mentre a New York le vendite investono i tecnologici. Il recente rally delle materie prime, con il rame sui massimi storici, alimenta nuovamente i timori per un'accelerazione dell'inflazione che possa indurre la Fed a rivedere la propria politica monetaria. Il tutto dopo che i dati di venerdì sul mercato del lavoro statunitense, molto inferiori alle attese, avevano momentaneamente allontanato le ipotesi di tapering. L'attenzione si sposterà mercoledì sui dati americani relativi ai prezzi al consumo, per i quali si stima un'ulteriore crescita ad aprile. In settimana focus sugli interventi di alcuni esponenti della Fed, da cui gli investitori cercano indicazioni sul percorso di crescita e sulla politica monetaria nei prossimi mesi. A Piazza Affari il FTSE MIB termina in rialzo dello 0,8%, positivo come l'Ibex 35 di Madrid a più 0,9%, flat il DAX di Francoforte e il CAC 40 di Parigi, poco mosso il FTSE 100 di Londra a meno 0,1%. Oltreoceano il Dow Jones guadagna lo 0,8%, l'S&P 500 è sostanzialmente invariato e il Nasdaq arretra dell'1,5%. Sul Forex l'euro-dollaro è stabile a 1,217, mentre il cambio tra biglietto verde e yen si attesta a 108,7. Rallentano le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,4% a $68,0 e il WTI a meno 0,5% a $64,6 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si contrae a 114 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,93%, dopo che venerdì sera Moody's ha confermato il rating sull'Italia a Baa3. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano soprattutto le banche, in scia alle trimestrali e alle ipotesi di consolidamento del settore. Bene in particolare Unicredit a più 5,4%, Biper a più 3,9% e Banco BPM a più 2,8%. In calo invece STM a meno 2,6%, in linea con la debolezza dei tecnologici, e Amplifon a meno 1,65%. Grazie e buon proseguimento di serata. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. L'avvio di settimana sarà decisamente perturbato sul nord Italia e parte del centro a causa dell'arrivo di un'intensa perturbazione che causerà rovesci e temporali diffusi nelle aree indicate. Sulla nostra regione invece, seppur in fase di indebolimento, il promontorio anticiclonico continuerà a garantire una fase stabile e soleggiata. Dalla giornata di mercoledì l'avanzare del fronte perturbato verso levante causerà un lieve peggioramento ma anche un deciso calo delle temperature sulla Calabria. Ma di questo però ne riparleremo meglio nei prossimi appuntamenti. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, nel corso del tardo pomeriggio sera aumento della nuvolosità sui versanti tirrenici ma senza fenomeni degni di nota. Temperature in ulteriore lieve rialzo. Passiamo a mari e venti. Domani mare generalmente da poco mossi a mossi, con venti che spireranno dai quadranti meridionali. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.